Cari amici sportivi non, buon pomeriggio a tutti. Ci troviamo in questo ultimo sabato di agosto, finalmente anche ben riscaldato, a Gonars per il primo giro al tramonto nelle paludi e i mulini di Gonars. Io vi lascerò in compagnia di uno degli organizzatori, il quale per tutto il percorso vi racconterà quali sono le bellezze di questo meraviglioso territorio. Ciao a tutti e buon divertimento. Buonasera, sono Ivan, il presidente degli amici di Via Roma e di Gonars. Vi saluto tutti e vi do il benvenuto a questo primo giro al tramonto tra le paludi e i molini del biotopo del fiume Corno. Vi lascerò adesso in compagnia di Giovanni che vi illustrerà i nostri magnifici percorsi che abbiamo allestito. Grazie a tutti di essere venuti, vi auguro un buon divertimento e una buona camminata. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that blue Lane flow. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coke. The enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smelled some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Siamo un ristoro della manifestazione e sentiamo un parere di questo marciatore che ha... Dopo 4 km è appena cominciata, però ci sono già dei bei tratti in mezzo al bosco. Il percorso è bello. And the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smelled some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Whoa, Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey Rosita, come quick! Down at the cantina they're giving green stamps with tequila. Un parere del percorso, mi dica. Allora, finora è molto bello, il cielo è uno spettacolo, basta guardarsi, c'è l'arcobaleno su, caldo. Adesso troverà il biotopo dove è un paesaggio fantastico. Down at the cantina they're giving green stamps with tequila. Buongiorno a tutti, sono Donata del gruppo Esperia di Mortegliano. Vi invito tutti sabato 6 settembre a Lavariano per la prima marcia di Sant'Antoni. La marcia si svolgerà nell'ambito appunto dei festeggiamenti paesani e prevede 2 percorsi, uno di 7 km e uno di 14. E attraverserà il borgo rurale di Lavariano e altri luoghi tipici del nostro territorio. Nei ristori potrete assaggiare inoltre le specialità del nostro comune e spero che sia per tutti l'occasione di una bella giornata in compagnia per divertirci, per stare bene, per camminare. Vi aspettiamo a Lavariano. Cari amici e amiche, buonasera e siamo di nuovo qui nella nostra rubrica di approfondimento di quello che sono le tematiche riguardanti il camminare e il correre.
E ci soffermiamo ancora in questa puntata sulla camminata, sempre la deambulazione, molto ma molto importante per chi vuole mantenersi in forma senza incorrere in traumi. L'altra volta abbiamo parlato del piede, del suo appoggio, dell'importanza della calzatura, di eventuali plantari da mettere all'interno delle calzature. Oggi parliamo del tronco, ovvero della parte che va dalle anche fino al capo. Camminare con un atteggiamento corretto del busto e del tronco è molto importante, in quanto l'appoggio del piede a questo punto diverrà molto più efficace sia per quanto riguarda la capacità di portare oltre il nostro corpo, cioè di farlo avanzare, e sia per quanto riguarda l'evitare qualsiasi tipo di trauma. Il tronco deve essere, diciamo, perpendicolare al terreno, e dobbiamo pensare, come quando vediamo le modelle che devono cercare di stare il più dritte possibile con un libro sopra la testa, dicevano una volta, e molto importante per la stabilizzazione del tronco è anche il movimento degli arti superiori, cioè delle braccia, per cui non tenere un atteggiamento con le spalle reclinate in avanti, bensì un atteggiamento abbastanza eretto, naturale. Spingere bene con il piede significa togliere la fatica alla parte alta del nostro busto. Finire una camminata anche di 10 km significa non aver male alla schiena. Se si ha male alla schiena vuol dire che qualche cosa nella nostra camminata non è andata a buon fine. Il dolore è sempre sinonimo di qualche errore che noi facciamo muovendoci e soprattutto aumentando la nostra attività da sedentaria a un'attività un po' più intensa. Dunque, cari amici, molta attenzione al nostro busto, che deve essere sempre eretto, il movimento delle anche che deve assecondare il passo, le braccia che devono cercare di oscillare per consentire un equilibrio al nostro corpo, e tutto questo deve essere fatto sotto il nostro motto, che è quello di camminare bene è meglio che correre male. Cari amici, buona giornata. Dopo Gonars, oggi ci troviamo a Cerneglons. La giornata dovrebbe reggere, qualche nuvoletta, un po' di afa, ma questo non ci fa sicuramente male. Quindi io vi auguro una buona passeggiata a tutti, vi lascerò in compagnia degli organizzatori, il quale di volta in volta vi racconteranno le bellezze di questo territorio, e ciao, a più tardi. Il borgo di Cerneglons è citato per la prima volta in epoca patriarcale nel 1296 alle dipendenze della Gastaldia di Cividale. Dal 1420 seguì le sorti della Serenissima. Nel 1560 Cerneglons Vecchia subì la devastante inondazione del Torre, che condizionò lo sviluppo successivo del borgo. Dopo dominio veneziano per un breve periodo, Cerneglons fu assoggettata al governo dei francesi, per passare poi, fino al 1866, nelle mani degli austriaci. Stop all of your drinking with that blue Celine flow. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come? Ed ecco l'amico Fabiano Tomasin. Buongiorno a tutti, io corro qua col mio gruppo sportivo Donatori Sangue Campolongo Tapogliano per promuovere la donazione del sangue, e spero di convincere la gente ad andare a donare sangue, che è utile per tutti, e andiamo e continuiamo a fare queste manifestazioni tutti insieme. Grazie e buongiorno. Va bene, ok. Stop all of your drinking with that blue Celine flow. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking. E volete dare la vostra impressione su questa manifestazione? Bella, una bella camminata in mezzo al verde, ben organizzata. Percorso? Buono, Ristori? buoni. Eccolo qua. Abbiamo con noi Roberto Di Nonè, colonna portante dell'Olimpia Terenzano. Di la tua opinione, Roberto. No, un percorso bellissimo, sempre bello e si fa volentieri, anche se la giornata è un po' affosa, ma insomma si fa volentieri. Bene, grazie Roberto, gentilissimo. Ciao. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales.
troviamo nei pressi del borgo Iuri. Le immagini che state vedendo fanno riferimento ad un vecchio insediamento industriale, archeologia industriale vera e propria. Sono le famose fornaci Iuri, costruite agli inizi degli anni del XX secolo, dove hanno lavorato moltissime persone del territorio, ha dato da vivere per anni e anni fino alla cessazione dell'attività. Buongiorno, sono Duriana Ritta, sono qui nella frazione di Cerneglons, mio paese fra l'altro, a condividere questa bellissima manifestazione che ormai da 9 anni che viene fatta. È una manifestazione che rappresenta quelli che sono i valori del nostro comune: condivisione, la socialità, l'associazionismo. La polisportiva è un esempio di quello che è l'attività appunto che noi svolgiamo sull'intero comune, con dei paesaggi spettacolari e un territorio da valorizzare. Ci vediamo il prossimo anno e spero di vedervi numerosi come quest'anno appunto. Grazie.